Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 12:30 con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la politica perché queste sono ore decisive per il futuro del governo. Ormai è scontro totale tra Conte e Renzi. Il leader di Italia Viva alle 17:30 comunicherà le proprie decisioni in una conferenza stampa assieme alle sue due ministre. A Telefriuli interviene la presidente del PD Serracchiani. Sbagliata una crisi al buio in questo momento, dice. Questo braccio di ferro ci sembra inopportuno. Per Italia Viva interviene il coordinatore nazionale Ettore Rosato. È necessario uscire da questo immobilismo che sta paralizzando l'azione del governo. Se non servono le nostre idee, non servono nemmeno i nostri voti. Italia Viva è pronta allo strappo. In mattinata sarà presa la decisione e alle 17:30 Matteo Renzi annuncerà le sue intenzioni in una conferenza stampa. Il Consiglio dei Ministri notturno ha varato il recovery plan italiano. Come da copione, in assenza del MES, le due ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, si sono astenute. Ore decisive dunque per il governo a fronte di uno scontro ormai totale tra Conte e Renzi. La conferenza stampa di questo pomeriggio potrebbe tradursi nella fine dell'esperienza di governo per Italia Viva. Ieri il Premier, infatti, ha fatto sapere che in caso di crisi di governo in piena pandemia sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con i V. Pronta la replica di Renzi: se il Presidente del Consiglio è convinto di avere i numeri e va bene così, si chiama democrazia parlamentare e noi si va all'opposizione. Sulla crisi di governo abbiamo interpellato nell'edizione serale di ieri del nostro telegiornale la vicepresidente del Partito Democratico Deborah Serracchiani e il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato. C'è una situazione sicuramente di forte tensione e rispetto alla quale però il Partito Democratico ha una posizione molto netta. Noi riteniamo che sia sbagliata una crisi al buio in questo momento, quando le cose da fare sono tantissime. Dovremmo tutti preoccuparci del Paese, anche coinvolgendo l'opposizione. Sinceramente questo braccio di ferro ci sembra non solo inopportuno ma anche sbagliato. Il Partito Democratico sta lavorando per trovare una soluzione, lo abbiamo fatto fin dall'inizio e continueremo a farlo fino all'ultimo momento utile. È chiaro che però una soluzione in questi casi si trova soltanto se nella contesa c'è la volontà di trovare appunto un punto di equilibrio e di compromesso. Noi riteniamo che il Presidente Conte lo sia stato, lo possa essere, ovviamente però a condizione, lo abbiamo preteso per primi, che vi sia un forte rilancio dell'azione di governo, anche perché stiamo per affrontare dei mesi difficili. Noi abbiamo posto dei temi di grande forza al Presidente del Consiglio da parecchie settimane, a cui non ci ha mai dato nessuna risposta. Quindi o questa maggioranza cambia oppure evidentemente non ci possiamo stare. E poi bisogna uscire dall'immobilismo, l'immobilismo che sta paralizzando l'azione del governo. Ma abbiamo messo la palla nelle mani del Presidente del Consiglio, perché per noi la questione non è sostituire il Presidente del Consiglio, è sostituire il modello dell'immobilismo, quello in cui le decisioni non vengono mai assunte. Se il Presidente del Consiglio deciderà di darci risposte di merito, vuol dire che andremo avanti insieme. Garantiremo il voto di tutti i provvedimenti che riguardano il Covid, garantiremo il voto di tutti i decreti ristori, garantiamo il voto anche se siamo all'opposizione. Ma no, se le nostre idee non servono neanche i nostri voti. Per la giudiziaria è attesa per il pomeriggio di oggi la sentenza della Cassazione nei confronti di Giosuè Ruotolo, condannato all'ergastolo in primo grado e in appello per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza avvenuto nel marzo 2015 a Pordenone. È il giorno della verità per Giosuè Ruotolo, ex militare di Somma Vesuviana, condannato in primo grado in appello all'ergastolo e a 2 anni di isolamento diurno per il duplice omicidio del suo commilitone, Trifone Ragone, e della sua fidanzata, Teresa Costanza, uccisi il 17 marzo del 2015 all'esterno del Palasport di Pordenone con 6 colpi di pistola. Oggi, nel pomeriggio, è attesa la sentenza della Cassazione, ultimo atto della sua vicenda giudiziaria. Ruotolo è assistito dai legali Roberto Rigoni Stern e Giuseppe Esposito, che lo seguono dall'inizio, a cui si è aggiunto l'avvocato cassazionista Franco Carlo Coppi, che già in passato ha difeso Andreotti e Berlusconi. Sarà lui a provare a convincere la Suprema Corte a non condannare Ruotolo. Il 31enne si trova in carcere a Belluno, dove sta scontando la pena. L'esito potrebbe prevedere la conferma della condanna, la revisione con un nuovo appello o l'assoluzione.
Difficile fare una previsione, afferma Rigoni Stern, sul possibile esito, anche perché la Cassazione, il cui giudizio è legato ad aspetti giuridici di legittimità, è fuori dai condizionamenti territoriali. Bisognerà capire se scinderà le componenti emotive dal percorso dibattimentale, conclude. Attendono invece la conferma della condanna le famiglie Ragone e Costanza, rappresentate dai loro legali, guidati da Nicodemo Gentile. La vicenda, anche per l'efferatezza dell'omicidio, toccò molto la comunità di Pordenone. Le indagini erano state condotte dalla locale procura, a cui capo c'era Marco Martani, e dai PM Pierumberto Ballerini e Matteo Campagnaro, che avevano coordinato l'attività dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Pordenone. Oggi potrebbe essere scritta la parola fine sulla vicenda. I dati Covid nel trend dell'ultima settimana continuano a rimanere critici. A fare il punto della situazione nel pordenonese sono i medici Pietro Tropeano e Massimo Crapis, che mettono in luce come il sistema sia stressato anche sul fronte dell'assistenza domiciliare. Sentiamo le loro parole. I dati non sono neanche questa volta molto confortanti, anche se c'è un lieve calo, ma a livello settimanale non siamo calati di molto. I tamponi eseguiti sono stati 7.714, con circa 600 nuovi contagi, quindi l'indice di contagio è sceso all'incirca all'8%, però sostanzialmente il settimanale resta sull'11%. Ci sono stati 2.000 test antigenici, anche qui con un dato di positività che si attesta sull'8%. L'occupazione posti letto è quello che ci preoccupa di più. Sono circa quasi 740 posti letto occupati. Anche nel nostro ospedale Santa Maria degli Angeli siamo a quota 200. Purtroppo confermo che siamo in un'onda lunga, in una sorta di fase di plateau a livelli molto alti, diciamo così, in termini di incidenza, che quindi vanno a determinare un sovraccarico di quello che è il sistema sanitario. È giusto anche ricordare tutto l'extra ospedaliero che c'è, cioè tutte le persone che sono a casa, ma soprattutto ricordiamo quelli che invece sono sintomatici e sono in gestione da parte dei colleghi, i cosiddetti USCA, che anche noi sentiamo, diciamo, quotidianamente varie volte, proprio perché il sistema sanitario è stressato a 360 gradi. Citiamo anche le infermiere domiciliari, per cui una situazione ancora molto dura. Massima attenzione, responsabilità, distanziamento, mascherine, igiene e soprattutto, ripeto, soprattutto la coscienza che dobbiamo assolutamente venirne fuori. Stop al fumo e alle sigarette all'esterno e in prossimità degli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia. Questa è la proposta lanciata dal presidente Fedriga dalla consigliera regionale di Cittadini Simona Liguori, al fine di contenere e contrastare al meglio i contagi al coronavirus. Crediamo sia necessario adottare ogni misura volta a contenere la diffusione del virus, anche in considerazione dell'attuale ripresa dei contagi, spiega Liguori. Per questo chiediamo al presidente Fedriga di valutare l'introduzione del divieto di fumo nei pressi delle scuole attraverso una sua ordinanza. Sono tanti i genitori che ci segnalano la mancanza di rispetto da parte di adulti che, dimenticandosi dell'emergenza in atto, spesso in gruppo, fumano fuori dagli istituti scolastici che frequentano i propri figli, prosegue la consigliera. Abitudini come queste, che comportano inevitabilmente l'abbassamento della mascherina, vanno impedite in quelle aree. La proposta finirà in Consiglio regionale attraverso una mozione che sarà presentata dalla stessa consigliera. Ricordiamo che ordinanze di questo tipo sono già state emesse nelle scorse settimane da diversi sindaci, come quello di Padova, Trento e Benevento. Per la cronaca è in corso dalle prime ore di oggi tra il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia un'operazione della Polizia di Stato della Questura di Pordenone che sta eseguendo 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 perquisizioni nei confronti di 3 moldavi e un ucraino residenti in Lombardia specializzati in furti in autoconcessionarie. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile coordinata dalla Procura di Pordenone insieme alle squadre mobili della Questura di Milano e di Monza Brianza. Le attività investigative prese avvio nella notte del 16 settembre scorso, quando alcuni ladri, dopo aver danneggiato la recinzione esterna, si sono introdotti nel piazzale della società di autonoleggio Adria Rent in Viale Venezia, dove hanno rubato cruscotti e componentistiche da autoveicoli BMW e Mercedes per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Festeggiavano il Babbo Natale segreto scambiandosi regali in un appartamento. Segnalati dai vicini, 17 studenti universitari sono stati sanzionati dai carabinieri. Qualcosa non ha funzionato a dovere.
E la tradizione tipicamente triestina, ma non solo, del Babbo Natale segreto ha riservato una spiacevole sorpresa per 17 studenti universitari. I giovani infatti, con un passaparola tramite la messaggistica WhatsApp, si sono dati appuntamento e si sono ritrovati in un attico di una palazzina nel quartiere di Gretta a Trieste per lasciare e prendere i regali a sorpresa nei giorni scorsi. Le rumorose chiacchiere e le fragorose risate hanno disturbato il vicinato. Erano ormai passate le 21. Qualcuno ha chiamato il 912 e sul posto sono intervenute 2 pattuglie dei carabinieri di Barcola e del radiomobile di Aurisina. I militari dell'Arma hanno identificato tutti i presenti. Si trattava appunto di 17 studenti universitari che non hanno saputo giustificare la loro presenza insieme. Sono stati tutti sanzionati per aver violato la normativa anti-Covid-19. Nuovo autocarro incastrato in un sottopasso a Udine. È successo questa mattina, poco dopo le 8:30, nel sottopassaggio ferroviario posizionato tra via De Rubeis e via Marsala. L'autista, probabilmente distratto o tratto in errore dal navigatore satellitare, arrivando da Viale delle Ferriere, non deve aver notato il cartello che vieta il transito ai mezzi superiori ai 3,30 m di altezza, finendo così irrimediabilmente bloccato all'interno del tunnel in cemento. Per permettere le operazioni di rimozione, il sottopasso è stato interdetto al traffico. A seguire le operazioni vigili del fuoco giunti dal comando di via Popone e gli uomini della polizia locale. Il personale del nucleo regionale di soccorso subacqueo e acquatico del Friuli Venezia Giulia e gli specialisti nautici del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti nel porticciolo di Grignano per il recupero di un'imbarcazione di 12 metri di lunghezza per una stazza di circa 12,5 tonnellate. Era quasi completamente affondata, probabilmente a causa delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi. I pompieri hanno provveduto a rimettere l'imbarcazione in galleggiamento utilizzando i palloni di sollevamento e hanno svuotato il natante con le pompe elettriche. In tempi di Covid, Udine è riuscita comunque ad organizzare la manifestazione Meeting internazionale di salto in alto che si terrà il 27 e il 28 gennaio. L'assessore allo sport Antonio Falcone introduce alcune caratteristiche di questa e seconda edizione dell'evento. È un evento internazionale, la seconda edizione, Udine Jump Development, praticamente è stato organizzato dalla SD Libertas Udine. Appunto, l'anno scorso abbiamo avuto l'onore di avere Sotomayor, il campione di salto in alto a livello mondiale, di conseguenza il meeting è decisamente di carattere internazionale. Oltretutto è l'unico nel calendario diciamo fra gli eventi italiani e di conseguenza sta crescendo notevolmente. È ovvio che in questo momento con questa pandemia è più complicato poter creare diciamo delle aggregazioni anche con una programmazione di atleti diciamo come l'anno scorso c'è stato, ecco. Verrà fatto il 27 e il 28 di gennaio, abbiamo assegnato in tariffa ridotta il Palabernes e sarà appunto il mercoledì 27 gennaio dalle 8 alle 20, mentre il mercoledì e il giovedì 28 gennaio dalle 8 alle 10 del mattino. Il TG si chiude qui, vi lascio ora con A voi la linea. Buon pomeriggio.